Quando una storia diventa moda, inizia a portarsi dietro delle regole, no? Però non lo so, tra i miei progetti non c'era mica sta roba di star dietro alle regole. Pensa ragazzo, no? Tornando un attimo a riprendere il discorso, no, sulla pseudo libertà, no? Che ti ricordi molti per libertà intendevano, no, il vivere in camper, addirittura il girare in camper, no, i birichini. E in merito proprio a questo stare in camper, o almeno in merito alla mia attuale situazione, no, del vivere e lavorare soprattutto in camper, no? La libertà cos'è? La libertà, se così vogliamo volgarmente un attimo interpretarla sul andare in giro, che tradotto significa anche fare un po' quello che si vuole, no? Cioè fare la vita da Micheasso che mangia, beve e va a spasso, ci dobbiamo rendere conto, così come mi sono reso conto io, che accidenti ragazzi è un lusso, perché io ad esempio adesso sto benissimo in tutti i sensi, sotto ogni aspetto, ho il mio lavoretto, lavoro, la mia partita IVA, tutto quanto, e inizio a avere il mio giro di clienti, no? Però cosa succede? Se la mia libertà fosse dire ad esempio, ma guarda, io adesso mi piacerebbe andare in Portogallo, no? Io posso andare, cioè Alessia me lo concede, ho i soldi per andarci, ho il camper per andarci, posso tranquillamente andare in Portogallo, no? Però per andare in Portogallo c'è bisogno di molto tempo e non potrei, e soprattutto te la stringo, e i clienti, cioè non è che me li trovo per strada, hai capito? Cioè in Francia, cioè che ti fermi, ah buongiorno, che neanche sai parlare francese o spagnolo dopo o portoghese, e dici, ah sì, no, niente, io faccio internet, grafiche, campagne pubblicitarie, cioè, hai capito? Con questi, voglio dire, se non ti ridono dietro, insomma, non ti danno corda, no? E quindi voglio dire, continuare almeno il mio lavoro in questa maniera sarebbe a dir poco impossibile, cosa che qui invece mi viene abbastanza facile perché in fondo con i clienti è tutto un passaparola, no? Cioè io non è che vado in giro a bussare, no? Mi creo un attimo il nome, come è già successo, mi sono creato il nome e niente, la gente mi conosce e poi viene a contattarmi, no? Però se io dovessi scappare da questa area dove c'è il mio nome che gira, ok? Tornerei ad essere uno sconosciuto, no? E quindi cosa potrei fare per mantenermi? Perché se io appunto dovessi continuare ad andare in Portogallo per poi passare in altri stati, no? Che mi piacerebbe, voglio dire, cioè l'Alessia 3-4 viaggi all'anno me li farebbe fare tranquillamente, però come facciamo con i costi? Mi tocca lavorare e per stringerla ancora di più è bello focalizzare l'idea che questo è un lusso e viverlo come tale, perché se poi tutto ti è dovuto, cioè tutto diventa così facilmente disponibile, arraffabile, no? Eh, va a scemare. È un po' come il vivere in camper, no? Che ti dicevo ormai da un po' di anni, ti dicevo sì, no, per carità è bello, però niente di che. Perché? Cioè, le prime volte era una figata pazzesca. Poi, avendo a disposizione questa cosa tutti i giorni, è andata un po' a scemare e io sinceramente non me la sento di farti la finta, ah che figata vivere in camper, eccetera, eccetera. Della serie sì, è bello, ha le comodità, ma per me ormai è normale, perché da 4-5 anni che faccio sta roba, no? È un po' come i miliardari, no? Lasciando perdere tutte le sfumature che ci stanno nel mezzo, andiamo direttamente ai miliardari, gli ultramiliardari, non i miliardari, che ormai non sanno più come colmare i loro desideri, perché anche tipo una Ferrari, un mega yacht è facilmente acquistabile, no? Cioè diventa più una sorta di appagamento della soddisfazione materiale, ma in fondo anche a bassissimi livelli, perché insomma c'è gente che dopo gli tocca farsi fare prototipi di supercar e ville inimmaginabili e ancora non è contenta perché anche una semplice patata fritta, ragazzo,
ricordati sempre che più fame hai e più buona sarà. È un po' la vita, è un po' anche l'andare in giro. A me piace, per carità, andare in giro e tutto quanto, però effettivamente mi ricordo quando avevo il lavoro fisso, che io ho viaggiato un casino in passato, in macchina, moto, aereo, ho veramente fatto il disastro di viaggi. Però cosa succede? Come tutti, avevo il weekend e le ferie. E quindi tu desideravi ardentemente, più passava il tempo, più questo desiderare, no, diventava caldo. E poi quando facevi sta roba dicevi, ah, finalmente, porca miseria, la ci davi dentro, ci pestavi, no, hai capito? E quindi sì, non voglio dire assolutamente di far la vita da posto fisso a tutti quanti, eccetera, però capire, no, tutti i meccanismi che ci stanno sotto alle cose, perché sembra sempre tutto bello e facile, ma come ti dico sempre, se fosse veramente tutto così bello e facile lo farebbero tutti, no? Spero nessuno mi odi, ma in fondo, insomma, ci sono dentro anch'io. Sono stato uno dei primi youtuber a avere il canale, perché almeno mi ricordo c'era Nato Straniero, mi pare Civico Zero, dopo c'ero io, insomma. E quindi non vorrei, diciamo, rovinare la piazza agli altri se ti dico, almeno per me, come stanno le cose, no? Cioè la magia del van life, eccetera, eccetera, cioè tutto bello all'inizio, ma dopo, insomma. Quindi, cosa ti dice sempre Singano? Oltre al trovare il tuo giusto equilibrio, a trovare la formula della felicità, che la felicità non è il mezzo, ma è la ricerca stessa, è il modo di interpretare tutti i mezzi, no? Uno può essere felice se vive in camper, ma uno può essere felice anche se va, non so, a un supermercato diverso, piuttosto che a farsi una passeggiata in mezzo ai campi, piuttosto che si va a fare una scalata del Monte Everest. Ognuno ha il suo modo di essere felice e soprattutto, attenzione ragazzo, focalizzati bene su queste parole, questo modo è estremamente variabile. Se così non fosse, sei morto dentro, quindi ti dico, no, non è una bella cosa, insomma, ecco, perché noi siamo in continua evoluzione, chiamala contraddizione, cambiamento, no? E questa è la vita, un po' come la piantina che nasce, fiorisce, appassisce e muore, così lo sono anche i nostri interessi, insomma, vivere una vita, no? Sempre con le stesse passioni, con gli stessi ideali, interessi, filosofie, non lo auguro a nessuno. Spero magari per i tu meno storici che si sia ben capito che il mio non è un voler insegnare nel senso arrogante del termine niente a nessuno, ma è un provare, no? A rispecchiare questa nostra capacità di riflettere che tutti abbiamo e che però purtroppo oramai andiamo a usare sempre meno e quindi insomma la stiamo perdendo. È una delle cose più importanti che abbiamo, è una delle cose che ci avvicina maggiormente a quella cosa che ogni tanto chiamiamo libertà, però insomma no. I viaggi più belli li fai interiormente, i viaggi più belli li fai con te stesso, sia con quello che io chiamo sempre l'occhio che guarda, con la tua interpretazione. Tutto il resto, tutto ciò che ci gira attorno, tipo viaggi, panorami, camper, moto, macchine, deltaplani, tutto quello che vuoi, bellissimi, importantissimi, necessari, ma assolutamente vanno in secondo piano. Se c'è una cosa che voglio tramandare più di tutte è questa cosa che un tempo si chiamava filosofia, no? Poi già dai tempi di Socrate venne fraintesa e per filosofia la gente intende il pippone, no? Il vaneggiare, costruire castelli per aria così senza senso in realtà, no? La filosofia è sviscerare te stesso e l'esterno, no? Incondizionatamente, perché la filosofia, ossia il pensare, il ragionare indipendentemente, perché un conto è ragionare, un conto è ragionare indipendentemente, fa sì che tu ti rendi conto che la società sì ti porta tantissime cose buone e giuste e tantissime informazioni buone, giuste e utili, però giustamente essendo composta da umani nel corso dei secoli, dei millenni, la società ha fatto anche tantissime enormi cazzate e
si è portata dietro tantissimi errori, cioè, ma cose veramente da disabili mentali, però cosa succede? Succede che, questa la rubo a Freud, però insomma la appoggio pienamente, che noi per convenienza e comodità e per non sfinirci a star là a spiegare le cose come realmente stanno alle persone, accettiamo tutto ciò che ci viene detto, tutto ciò che si fa. Cioè spesso anche c'è moltissima gente atea, non atea nel senso di agnostica, ossia che non crede in un Dio, in una divinità, in un'intelligenza cosmica che gestisce e regola la materia, il pensiero, no? Ma per ateo si intende colui che non appartiene a una religione, no? Di questa fetta di atei, no? Tu ti immagini la minoranza, no? I disgraziati, quelli che non vengono mai ammessi. In realtà gli atei sono molti più di quanti noi possiamo immaginare, perché è quella gente che a livello inconscio è arrivata a riflettere con se stessa, ripeto, a livello inconscio, quindi non sono mai nate domande, ma solo percezioni, sensazioni, e sul fatto che ad esempio dice: ma può essere che quella volta una è rimasta incinta senza che Giuseppe andasse a ravanare neanche un pochettino, piuttosto che la divinità con la testa di elefante, eccetera 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 eccetera, eccetera. Però anche loro giustamente dicono, un po' per cultura, un po' per convenienza, un po' per ma non lo so, non ho voglia di approfondire, mi fido di quello che dicono gli altri, seguono, semplicemente seguono, però in realtà non credono, nel loro fondo non credono. Questo è anche un peccato, no? A livello spirituale, diciamo, perché la gente, le masse vengono spinte a credere così incondizionatamente ad un Dio che non conoscono, che non percepiscono, e sulla base di cosa? Sulla base di un obbligo di credici o finisci all'inferno. E oltre a quest'obbligo, insomma, con delle teorie abbastanza strampalate, perché ricordiamo, la Bibbia è prendo la Bibbia, ce ne sono tanti i testi sacri, però insomma stiamo parlando di noi, quindi parliamo della Bibbia. La Bibbia è senz'altro un testo sacro, sacro nel senso di estremamente profondo a livello umano. Per livello umano non intendo solamente la parte spirituale, ma anche propria parte psicologica, ossia la struttura dei nostri pensieri e delle nostre emozioni nel tempo. Questo è ciò che io intendo per testo sacro. Però anche questo testo sacro nei secoli è stato tradotto, travisato, cioè una volta si ragionava molto in metafore, no? Perché quei pochi che potevano leggere e capire queste cose, insomma, se le tramandavano cripticamente, perché giustamente ci arrivavano in pochi e quindi parlavano col linguaggio dei pochi, ma adesso tradotto così un po' per le masse, effettivamente la gente dice: Madonna, ma cos'è? Un fantasy sta roba? Questo ha rovinato molto. Poi la Chiesa, un po' per non so neanche perché, non sono stati neanche tanti furbi, per una specie di orgoglio o paura di perdere il potere, no? Hanno continuato per la loro strada, quando in realtà bastava insomma anche spiegare alla gente: guarda che è questo modo di interpretare le cose che insomma sono anche abbastanza complesse, proviamo a spiegarvele, vediamo se le capite, no? Vita, morte, reincarnazioni, il concetto del paradiso, il concetto dell'inferno, il bene, il male, la morale, i comandamenti e tutte queste cose, visto che non ti sono date a capirle, puoi arrivarle tranquillamente a capirle da solo. E sarà anche divertente perché con la filosofia non c'è altra strada. E sarà divertente poi quando un giorno capirai tutte le tue cosine di come funziona il mondo, di come funzionano le cose, la vita, la morte, la percezione di se stessi, eccetera, eccetera. E sarà veramente divertente quando poi inizierai a leggere certi testi, no? Di filosofi, psicanalisti, scienziati, pensatori, o comunque dei grandi geni del passato, no? E vedrai che avrai percorso gli stessi processi cognitivi, avrai fatto gli stessi ragionamenti di questi tizi, no? Perché
effettivamente c'è questa genetica che noi ci portiamo dentro, che ha anche delle memorie, non tanto memorie di parole e dati, ma proprio di processi, di formule che creano questi pensieri, questi ragionamenti, ok? E sarà incredibile, un po' frustrante a volte, quindi stai attento a come ti poni, no, nel vivere queste cose, del fatto che insomma ci sarà tantissima gente che avrà fatto e descritto in libri i ragionamenti che tu veramente ti credevi proprio tuoi e solo tuoi, cioè dicevi ah ho capito, ho scoperto sta roba, ho interpretato, in realtà no, scopri che già migliaia di anni fa altri tizi avevano fatto il tuo stesso identico pensiero, no? E geni è una parola che ho utilizzato prima, molto importante, perché noi per geni intendiamo persone molto intelligenti, ma addirittura anche per l'intelligenza abbiamo un'errata interpretazione del termine, perché per intelligenza intendiamo capacità di calcolo, ok? Potenza cerebrale. In realtà no, intelligenza e soprattutto il genio è una forza creativa, è una potenza creativa. Cosa significa creativa? Significa che si distacca dal vecchio, dalla società, ok? Perché i geni sono passati come tali alla storia? Perché hanno portato un qualcosa di nuovo, hanno creato, che fossero stati ragionamenti, formule matematiche, formule chimiche, eccetera, no? Hanno creato. E questa cosa, questo genio, è presente in ogni singolo tu che sta guardando ora questo video. C'è solo da riscoprire pian piano come utilizzare questa cosa. È un po' come un muscolo, un arto, un po' come tu avessi tre braccia, no? Un giorno ti accorgi di avere la terza, però il cervello non è pronto a comandarla perché non l'ha mai fatto, non sa come si muove, è uguale tutto ciò che sta sotto a quella cosa che viene chiamata filosofia. Per chiudere questo video, dovrei dire che non sono stato molto gentile, molto generoso, perché per spiegarti cose così delicate e importanti avrei dovuto insomma fare uno schema mentale un po' più ordinato, no? Cioè, avrei dovuto anche, come giustamente fanno tutti, cioè sia i commerciali che gli oratori, cioè proprio veramente chi si pone al pubblico sarebbe bene che su un pezzo di carta di giornale, carta da formaggio, chiamala come vuoi, si scrivesse un po' i punti chiave, no? Li descrivesse con calma, accuratamente, e poi creasse, no, dei sillogismi, ossia dei collegamenti logici tra di loro. Cosa che io non faccio mai. Questo da una parte può essere apprezzabile perché vedi la spontaneità del personaggio che ti butta fuori di pancia, cioè non nel senso che vomita, ti butta fuori di pancia significa che ti butta fuori distinto tutto quello che gli passa per la mente in quel momento, no? Però effettivamente mi rendo conto che questo mio parlarti ogni volta di pancia non è per nulla gentile, non è per nulla educato, non è per nulla generoso, in quanto io certe cose molto importanti e possono sembrare semplici ma sono estremamente complesse, le ho acquisite dopo decine e decine di libri sui temi. E quindi io non posso, diciamo, ricevere tanta gentilezza di persone tipo il Krishnamurti, no? Che ti parlava degli condizionamenti mentali, che sembrava così facile, ma in realtà facile non era, anche perché lui su tomi alti così ti ripeteva la stessa cosa e tu un po' anche ti arrabbiavi, ma dicevi, cioè, ma mi prendi per scemo, mi prendi per deficiente, mi stai ripetendo sempre la stessa cosa, no? In realtà poi vedi che effettivamente non l'avevi capita, cioè nello specifico io non l'avevo capita, no? E quindi dopo a suon di batti, batti e ribatti da parte di Krishnamurti piuttosto che di tanti altri pensatori, sono riuscito a percepire questa cosa, perché non sono cose, magari qua sembra che mi sto contraddicendo se dico che possono non essere cose apparentemente complesse, ma essendo cose che noi non siamo abituati a pensare, sono estremamente complesse. Un po' come, non so, uno inizia a parlarti una lingua straniera, può essere la lingua più facile del mondo, però se te non sei abituato a parlare con quella lingua, non conosci proprio le parole basi, cioè non capisci niente, hai capito? E quindi sì, può essere che per molti questo mio video sia, lo capisco perfettamente se penserai così, sia un vanneggiare,
Ok, concordo con te, perché se ti mancano le basi, veramente non riesci a collegare tutti i pezzi che io ho messo sul tavolo. Per qualche altro vecchiotto come me, invece, il messaggio sarà chiaro: evviva l'anarchia o evviva la filosofia, che è la stessa identica cosa. Eccolo. Vai, sigari!